Parliamo ora di sport e della realtà calcistica sannonatese. Dalla fusione di ASD Città di Sannona di Piave e la Stimma Don Bosco nasce il calcio Sannona Don Bosco. Vediamo i dettagli durante la presentazione di mercoledì 2 ottobre. Quest'anno il calcio Sannona riparte dalla terza categoria, una nuova avventura. Per quali prospettive in futuro? Sì, hai detto bene, è una nuova avventura e le prospettive sono ambiziose, anche perché questa nostra prima squadra, che la chiamano sempre la prima squadra, io la chiamerei l'ultima squadra, nel senso che è una delle 24 squadre che abbiamo noi del settore giovanile, che è la più grande, l'ultima, dopo di là non si va più da nessuna parte. È ambizioso perché Sannona ha un bacino importantissimo e quindi è chiaro che noi da qua dobbiamo ripartire e soprattutto giocheranno i nostri ragazzi, quelli che vengono su dalla Juniores, e vogliamo che il pubblico ci venga dietro, perché è una bella esperienza questa, bisogna portarla avanti. Partiamo da zero e dobbiamo andare in alto. Oggi parte l'avventura del calcio Sannona dalla terza categoria. Un fiore all'occhiello comunque anche per la città. Sì, dopo le vicissitudini recenti purtroppo della scomparsa della prima squadra Sannona Jesolo per vari motivi, comunque questa è proprio la dimostrazione che il calcio assolutamente non è morto a Sannona, basta vedere questi 300-400 ragazzi che sono qui con noi. Questa dimostrazione dell'importanza che ha sicuramente il calcio nella nostra città, come tutti gli altri sport. Però il calcio in primis, noi come amministrazione dovremo avere un occhio di riguardo anche per poter programmare o riprogrammare un qualcosa di più serio. Sicuramente la terza categoria non è una categoria adatta alla nostra città, Comunque ripartiamo dal basso solo per salire. A me piace dire che ogni volta che vedo un ragazzo 12, 13, 14 anni giocare a calcio o a basket, sicuramente è un ragazzo in meno che gira per i bar o che fa altre cose che non vogliamo. Dunque sicuramente come amministrazione stiamo cercando di agevolare, di aiutare, di intensificare tutto quello che già a Sannona per fortuna esiste. Io ricordo sempre che non è merito mio ma della storia, Sannona è una delle città più sportive d'Italia, anzi mi dicevano che siamo al secondo posto nel 2012 il rapporto tra cittadini e praticanti non sportivi, non tifosi.